Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate
e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Alla pace. Cristo Dio, alleluia, al Re immortale,
Padre, Signor nostro, sia e non ripeti il peccato per mia colpa, mia grandissima colpa. Cristo, Dio, alleluia, al Re mortal, sì, suo Cristo,
vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era ora viva. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario delle sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, siamo certi, è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala ecco al mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse e andò da Simon Pietro quello che Gesù amava, e disse loro: hanno il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e cercarono al sepolcro tutti e due. Ma l'altro discepolo, più giovane, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là convolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che ciò doveva risorgere. La parola del Signore. Spiritualmente a quello che è il cuore della fede cristiana, la Pasqua. La Pasqua è il cuore della vita cristiana, cioè la celebrazione, come abbiamo sentito poco fa dal Vangelo, della risurrezione di Gesù dai morti. Il Vangelo di Giovanni, che ho appena proclamato, ci guida in questo nostro incontro di preghiera. Come abbiamo sentito, Maria di Magdala si reca buon mattino al sepolcro, ribaltata, e il sepolcro è vuoto. Un tumulto si era possessa del suo cuore. Forse i nemici di Gesù hanno voluto compiere un ultimo scempio
cioè far scomparire tutto, anche il cadavere. E va a dire a Pietro e a Giovanni: hanno portato via il Signore e non so dove l'hanno posto. Le avevano portato via il Signore e non poteva starne senza. Attenzione per noi. Facilmente dimentichiamo il Signore e viviamo come se Lui non esistesse. Se poi, come Maria, aprissimo gli occhi al ci accorgeremo veramente che non soltanto dal nostro cuore tante volte, ma anche dal mondo hanno portato via e stanno portando via il Signore. Se ne accorgeranno quei piccoli bambini che avete lì fra i banchi, fra 20-30 anni, cosa sarà qui in Europa? Un'Europa islamizzata. Non solo dal nostro cuore, e lo vediamo, senza pensare al futuro, quello che sta succedendo in questo nostro mondo, in questi nostri giorni, in questi mesi. Si allontana Dio dalla vita dell'uomo e, come è stato detto, l'uomo diventa lupo dei suoi fratelli. Dove c'è Cristo non succedono guerre, dove c'è Cristo. Dove si onora Cristo c'è rispetto, perché Lui ha dato la sua vita per gli uomini, non si è vendicato, non ha voluto il possesso degli uomini, ma ha dato la sua vita. L'abbiamo meditato in questa settimana santa, non nel giorno, ma per queste certezze, queste speranze. Ecco, non possiamo riunirci. Il cristiano non può celebrare soltanto il giorno di Pasqua o qualche altra rara volta nella vita, nell'anno. Ed è proprio ancora il Vangelo di Giovanni che ci indica quella che strada da seguire. È veramente questa presenza del Signore che dà un tocco alla vita, che dà un indirizzo alla vita sociale, al mondo intero. Proviamo a risentire appunto quello che Giovanni ha detto fin dall'inizio del brano che abbiamo ascoltato. Dice Maria Maddalena, il giorno Pasqua, al sepolcro. È soltanto cronologico, non dovete dimenticare che presso gli ebrei la settimana andava il sabato. Era il sabato per gli ebrei, come per noi la domenica. E non a caso Giovanni dice che Maria Maddalena è andata il giorno dopo il sabato. Ormai erano passati alcuni decenni di vita cristiana e i cristiani avevano inventato il nuovo giorno chiamato domenica, che vuol dire dies domini, cioè il giorno del Signore. Cristiani del tempo apostolico hanno capito che, come ricordavo anch'io, definendo la Pasqua come il cuore della fede cristiana, avevano capito che la domenica, che la risurrezione era il punto focale della vita cristiana. E hanno inventato i cristiani il giorno della domenica, non c'era prima. Quindi non a caso Giovanni dice Maria Maddalena, cioè nel dies domini, nel giorno del lei incontra il Signore, ecco, lì presso la tomba dove il suo corpo era stato adagiato, ecco il pomeriggio del venerdì santo. Ecco qui l'insegnamento è molto chiaro. Vogliamo vivere della presenza del Signore, una presenza che veramente determini la nostra esistenza, quella del mondo, e la presenza alla Santa Messa,
E adesso dico, ogni domenica sarebbe ideale, ma tante volte. Allora la messa non diventa il precetto, il comando da eseguire dentro del popolo cristiano, con il Maestro, con il risorto. E allora è Lui che ci guida, è Lui che ci incoraggia, è Lui che ci protegge, è Lui che ci insegna il come vivere una vita cristiana, una vita veramente umana in mezzo a tutti i nostri fratelli. Che il Signore ci aiuti a vivere questo. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili, credo nel solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria. Per il non avrà lo Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre, dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la morte, vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle che vive, chiediamo al Padre la risurrezione, chiediamo al Padre che nella risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo siamo trasformati nel cuore di credenti di tutto il mondo. Diciamo assieme, Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Per la Chiesa, annuncia al mondo con gioia e gratitudine la resurrezione del Signore e il suo messaggio sia convincente ed accolto. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per coloro che sono posti al servizio del bene comune, sappiano riconoscere i bisogni di coloro che sono più provvisti di aiuti materiali. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per i cristiani che dubitano e per gli increduli, la festa di Pasqua susciti nei loro cuori il desiderio di avvicinarsi al Signore per comprendere che non c'è altro nome in cui si può essere salvati. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Per noi qui riuniti, a partire dalla Pasqua del Signore, sappiamo costruire una vera comunità fraterna di fede e di carità. Preghiamo. Signore, ascoltaci. Padre, nel giorno della risurrezione del tuo Figlio, conferma la nostra speranza nella vita anche al di là della morte. Donaci la tua forza e fa che con il tuo amore collaboriamo a costruire un mondo nuovo e una umanità rinnovata. Per Cristo nostro Signore. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi do. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa e frutto santo del nostro lavoro, accettalo, Signore, benedici. Vino puro t'offre la Chiesa, forma la gioia dei nostri bei cuori, accettalo, Signore, benedici. Ade,
benedetto Dio Padre Onnipotente, Signore del cielo, questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente e si edifica la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta nostro dovere con più salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltati in questo giorno, Cristo nostra Pasqua signora. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è giunta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli santi canta l'inno del Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Offrendi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzolo diede ai suoi discepoli e disse: vedete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi tutti. In remissione dei peccati fate questo. Via di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione, ti offriamo, Padre, la vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre, la tua Chiesa diffusa tutta la terra qui convocata nel giorno in cui celebra la risurrezione del suo Signore Gesù Cristo. Rendila perfetta nell'amore, con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno Emerito, il nostro Vescovo d'ordine sacerdotale di diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di tutti i nostri parenti e amici che abbiamo conosciuto
e amato qui su questa tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. Cristo canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato oggi, perché la Pasqua sì, almeno come desiderio, giorno di primavera della pace, per un mondo nella concordia e nella pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutte le pandemie, da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, qui pace vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e il desiderio di tutti gli uomini di vivere nella pace, e concedi a tutti i popoli unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità, pace, bene e salute. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non degno di partecipare, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Pagina 33. Cristo risusciti. Cristo risusciti.
Tanti sinceri auguri a voi e alle vostre famiglie e una buona Santa Pace. Sabato prossimo alle 10:30 Santa Messa in sloveno per gli sloveni, come da diversi anni. Non abbiamo voluto fare tanta propaganda per i problemi legati anche ai lavori, tante cose, ma qualcuno verrà comunque lo stesso. Sarà presieduto da 3-4 sacerdoti sloveni. E poi domenica, come ormai dal 1992, ecco la festa inaugura, come ha voluto ufficialmente la nuova stagione dei pellegrinaggi, con il pellegrinaggio a piedi alle 9 dal Bivio, Forame e Porcius, e alle 11:15 la Santa Messa. Preghiamo. Visto anche il tempo, tante cose o fuori oppure se lo facciamo qua dentro per forza. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovi i pasquali giunga la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna della Salute di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Alla pagina 8. Sui monti venisti, Pestolino,